Passati li 3 mesi lubricanti, con lo pensiero fisso dalla mente, disturgere voleva sulle stande, zocculi la sua casa e li parenti, e una nottata senza accaniti, la casa ci menava con dinamiti. Ma non ci furono morti e né feriti perché le mine non furono addossati e a Mussolino ci arrestavo la siti delle pennetti li più spiatati. Di tanto in poi passarono 2 mesi che parlare di Peppe non sentisi dentro la testa dentro calabresi. Nanzi ci cancellavano le cose che ricordava le fatti precisi e con l'era mannare l'uosi tra chi si c'era messo allo taglione Cirilli che ci fece l'umpamone. Cirilli fu uno di chi che dopo della condanna ci aveva detto a comora spurpite ste 21 ossa. Un giorno lungo un saundo lusciatuni e ci credavo e che non mangia pane, l'ossa me le sporpai come un leone. Ed ora aiuta ammazzo come un cane, così dicendo con una scopettata. Lui è in terra a mezzo di lasciata. Ma la cattuccia non era addossata e leggera ci fece una ferita. Peppe lo gritte morto da giornata, perciò Cirilli si scansava la vita. Quando lo sappe l'ubricante dissi, un'altra volta ci faccio lo bissi. Va a mantenere tutte le promessi e va sparando come un ente fossi agli nemici suoi e mezzo chissi a tanti e tanti ci tavola tussi. Un certo Don Pasquale fu ammazzato e Stefano Romeo venne sciancato, ma lo pensiero suo era passato a gioco l'innemico troppo astuto. Da un lato correva all'altro lato, sperando di scansare lo tabuto. E a me le dondadura si trovava, con i carbonellini commerciava. Mussolino ammucciato l'aspettava, dallo stratone quando che veniva, ma invece di due sopra ti spuntava, che con domulo allo paeseva. Peppino lo chiamava zoccola caro, un nega vai e costiamo l'apparo. Allo paese, sogno carbonaro, e voi caco vi ci porta in giro, aspettate a frate me ci sparo. Ma mentre che non spunta ti ammiro, e senza dire più mezza parola, si tira una corpa di pistola. A scavo morto lo giovane Carbonaro e Mussolino disse: io lo vado una trompamone, ma ci avesse provato più piaceri ammazzando a sopra di Vicenzo. Vicenzo a tale fatti si sconsola perché pensa che fa una fine mala, se desidera l'ali quando vola e chiani e scinni che assai di una scala per sbrigarsi tanti documenti e partire in America andanente. Lo passaporto lo fece contenti e ancora si leva un poco di scandi,
salutavamo giornali parenti che parti insieme all'auto emigranti verso lo continente americano e l'un nemico so tanto lontano